Noi abbiamo organizzato questo primo festival della pasticceria dolce e salata con il preciso scopo orientativo per riuscire a sensibilizzare quelli che sono gli studenti attuali e quelli che saranno gli studenti futuri all'arte della pasticceria e alle sue declinazioni, perché possiamo esprimerla anche nel salato. Il nostro territorio è un territorio molto ricco, con dei vini di assoluto prestigio, a cominciare dai vini del Consorzio Conegliano Valdobbiadene di OCG. Abbiamo la necessità di fare dei percorsi di eccellenza anche nell'ambito della gastronomia. Questa è l'occasione giusta per mostrare come un istituto alberghiero può portare i nostri studenti all'eccellenza e ad inserirsi quindi pienamente nel territorio come ambasciatori del gusto. Speriamo che questo primo festival possa essere un'occasione colta anche dalle associazioni di categoria per diventare un appuntamento culturale nel nostro territorio. Una serata importante, la presentazione di questo ulteriore concorso che si svolge a Vittorio Veneto. E perché si svolge a Vittorio Veneto? Perché l'anno scorso la nostra scuola Beltrame è stata la vincitrice del campionato nazionale di pasticceria, come lo è stata 2 anni fa il campionato fra le scuole alberghiere d'Italia, per cui per 2 anni consecutivi la nostra scuola ha dovuto organizzare questo evento, che è un evento nazionale molto importante specialmente per il nostro territorio, perché sa esprimere la valenza del nostro territorio per quel che riguarda professionalità dei ragazzi che sfornano da questa scuola, ma anche promozione di tutti i nostri prodotti tipici. Di questo noi non possiamo che essere soddisfatti per Vittorio Veneto, ma anche e soprattutto per tutto il nostro territorio, che condivide con noi le capacità di questa scuola nel formare le giovani leve.